Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le notizie principali di questa edizione. Uccide il marito e poi si spara, forse la gelosia dietro l'omicidio-suicidio avvenuto ieri a Palermo. A sferrare colpi mortali contro il marito e poi su se stessa una vigilessa di 62 anni che ha utilizzato la pistola di ordinanza. Arrestato per tentato omicidio il 76enne che a Misterbianco ha ferito un uomo in pieno centro a colpi di pistola. Non gli avrebbe perdonato un'offesa in pubblico. Ancora un'aggressione ad un giovane nel sabato sera palermitano. In 6 hanno picchiato un ventenne senza apparenti motivi. Il ragazzo ha riportato traumi facciali. Nuovo stop alle proroghe della concessioni balneari da parte del Consiglio di Stato. Cresce la preoccupazione tra i gestori siciliani dei lidi. Il ponte sullo Stretto è già in ritardo. Il progetto esecutivo e l'avvio dei cantieri annunciati per l'estate slitteranno a fine anno. Rallentano anche le procedure per gli espropri. Lungomare è libero dalle auto ed è subito festa, sport, cultura e solidarietà per i catanesi che si riversano in strada per vivere una giornata all'aria aperta. E poi il calcio, sono un pari per il Palermo raggiunto nel finale anche dall'Ascoli. Al Barbera finisce 2-2. I rosanero senza vittoria da 2 mesi rischiano il 6° posto. In Serie C il Catania prolunga il contratto del difensore Castellini fino al 2028. Dunque potrebbe essere la gelosia della donna nei confronti del marito il movente dell'omicidio-suicidio di ieri a Palermo. La donna, che aveva sparato 4 colpi verso il marito, si è poi tolta la vita sparandosi 2 colpi di pistola. Residenti e amici ancora increduli. Marco Gullà. La certezza si avrà nelle prossime ore con l'autopsia sui corpi disposta dalla Procura della Repubblica. Per chi indaga però la dinamica è apparsa fin da subito chiara nella sua drammaticità. Laura Lupo ha ucciso il marito Pietro Delia con la pistola di ordinanza e poi si è tolta la vita con la stessa arma. C'è ancora sgomento, incredulità al civico 49 di Viano Tarbartolo, salotto di Palermo, dove ieri si è consumata la tragedia che molti dicono sia legata alla gelosia della donna verso il marito. Sul pavimento della cucina, accanto ai corpi diversi per terra, c'erano 6 bossoli di calibro 9. Il medico legale, ad un primo esame, ha rilevato 4 fori al torace e all'addome dell'uomo, commercialista di 66 anni, ex dipendente della BNL. La donna, 62 anni, poliziotta municipale, aveva 2 ferite alla testa. È probabile che abbia dovuto esplodere un secondo colpo per compiere il gesto suicida. Quando sono entrati i vigili del fuoco hanno visto che Laura Lupo stringeva la pistola fra le dita. I carabinieri non hanno trovato alcun biglietto che anticipasse il gesto, nulla nel comportamento della donna, a giudicare dal racconto di parenti, amici e vicini, aveva lasciato presagire un simile epilogo. Ci coglie molto così amareggiati questa cosa, visto che parliamo di un appartenente al corpo della polizia municipale assolutamente per bene, famiglie per bene, persone per bene. Non ce lo saremmo obiettivamente mai aspettati. Grande lavoratrice, inappuntabile, madre di 2 figli sistemati o comunque in via di avvio, non ce lo saremmo proprio aspettati. Non è stato mai evidenziato nulla che lasciasse anche solo lontanamente intuire la possibilità di un problema, assolutamente. Ci sarebbe però un malessere nella coppia dovuto alla gelosia della donna, ma non solo. La coppia era tornata a vivere insieme dopo un periodo di separazione. Il movente resta ancora da approfondire. Tentato omicidio ieri pomeriggio a Misterbianco. Un 76enne ha sparato diversi colpi di pistola contro un 55enne in pieno centro. Alla base del gesto un'offesa in pubblico. Simona Mazzone. Lo avrebbe offeso in pubblico, un fatto imperdonabile per il 76enne che sabato pomeriggio, vedendo passeggiare per le strade di Misterbianco il suo rivale, ha puntato un'arma verso il 55enne, sparando diversi colpi di pistola, ferendolo alle braccia e alle gambe. Sono circa le 17:30 nella centrale via Matteotti, a quell'ora particolarmente affollata. L'aggressore, alla guida della propria auto, una vecchia Fiat Panda, incrocia il 55enne a piedi. Il 76enne parcheggia
parcheggia frettolosamente la macchina e inizia a seguire per diversi metri la vittima, fino a quando all'altezza di un bar attraversa la strada. A questo punto l'anziano estrae dalla tasca una pistola, facendo fuoco e colpendo il 55enne a entrambe le gambe e al braccio sinistro, per poi tornare in macchina e fuggire. Intanto l'uomo è per terra, sanguinante, la gente accorre per soccorrerlo, chiama l'ambulanza e i carabinieri. Cominciano le indagini tra testimonianze e immagini della videosorveglianza. In poche ore il cerchio è chiuso attorno all'uomo, che viene localizzato ancora a bordo della propria auto in via Zia Lisa, dove il 76enne non oppone resistenza alla cattura. L'uomo, già pregiudicato, è finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio e di porto illegale in luogo pubblico di arma da sparo. Il 55enne, anche lui pregiudicato, si trova all'ospedale San Marco di Catania e non è in pericolo di vita. Ancora un'aggressione a un giovane nel sabato sera palermitano. In 6 hanno picchiato un ventenne senza apparenti motivi. Il ragazzo ha riportato traumi facciali. Vediamo. Una nuova aggressione, l'ennesima nel fine settimana a Palermo lungo le strade della Movida. Un giovane di 20 anni è stato picchiato la scorsa notte in via Quintino Sella, una delle strade intorno all'area del Teatro Politeama. In 6 lo hanno avvicinato con una scusa, quella di chiedergli l'ora, poi all'improvviso lo hanno aggredito colpendolo più volte fino a spedirlo in ospedale. Il giovane è arrivato a Villa Sofia con un trauma facciale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, poi sono arrivati anche carabinieri e agenti di polizia. Secondo una prima ricostruzione, dopo l'aggressione il gruppo di 6 ragazzini è fuggito, disperdendosi in varie direzioni. L'aggressione si consumava nei pressi del Teatro Politeama, mentre il dispositivo di sicurezza e controllo della polizia si concentrava ieri sera su un'altra zona, quella fra la stazione ferroviaria centrale e Corso Vittorio Emanuele, attraverso via Macheda. Controlli anche in piazza Marina, piazza San Francesco di Paola e piazza Regalmici e altre aree della Movida particolarmente frequentate anche dai turisti. Il Consiglio di Stato, con una sentenza, ribadisce lo stop alle proroghe delle concessioni balneari. Malumori tra i gestori dei lidi, che chiedono di indire le gare bloccate dal vuoto normativo e di tutelare la categoria. Emanuela Corsi. Nuovo stop alle proroghe delle concessioni balneari da parte del Consiglio di Stato. I giudici amministrativi hanno ratificato la data di scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre dello scorso anno, stabilendo che le amministrazioni devono applicare qualsiasi deroga solo fino al 31 dicembre 2024. La decisione si basa sui principi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che richiedono una procedura di gara per assegnare le concessioni in un contesto concorrenziale. Per i balneari, però, è il caso di dire nulla di nuovo sotto il sole. In realtà non è avvenuta alcuna variazione rispetto al passato. Il Consiglio di Stato anni addietro si è pronunciato dicendo che le gare si devono effettuare. Semplicemente in questa occasione continua a ribadirlo. Pochi però sanno che nella stessa giornata nella quale viene emanata questa sentenza, un'ora dopo, il Consiglio di Stato si pronuncia ordinando la sospensione delle gare a causa della mancanza dei parametri per poterle svolgere. Se è vero quindi che le proroghe decise dal governo fino al 2033 sono una palese violazione della direttiva Bolkestein, per i gestori dei lidi servono delle norme chiare che, oltre a regolamentare il futuro del settore, devono difendere una categoria che da decenni si prende cura di buona parte del demanio marittimo del nostro paese. Intanto Legambiente, ribadendo che le spiagge sono un bene comune, chiede l'annullamento del decreto assessoriale del 30 dicembre scorso, che proroga le concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2024. I cantieri per il ponte sullo Stretto non partiranno prima della fine dell'anno. Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato Pietro Ciucci. Anche l'iter degli espropri dovrebbe subire un rinvio. Francesco Triolo. Il progetto esecutivo del ponte sullo Stretto di Messina annunciato per l'estate slitterà a dopo novembre, quando ci dovrebbe essere l'approvazione del CIPES. Prima della fine dell'anno quindi i lavori non partiranno sicuramente, ma naturalmente anche l'iter degli espropri subirebbe uno slittamento. L'annuncio è stato dato dall'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, che ha scandito i tempi. Si discute infatti ancora della valutazione di impatto ambientale. La Stretto di Messina si prenderà più
dei 30 giorni previsti per rispondere alle oltre 200 integrazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente. La data limite del 3 giugno per l'invio delle osservazioni relative agli espropri rimane invariata. La procedura però prevede anche la possibilità di chiedere una proroga e la società insieme ai progettisti stanno studiando la possibilità di effettuare ulteriori analisi sul campo che consentirebbero di andare anche oltre. Intanto proseguono le iniziative dei comitati No Ponte. Ieri sera nuova riunione, stavolta al Parco Orcinus Orca, dei cittadini titolari di immobili o di terreni finiti nell'elenco delle procedure di esproprio per i lavori del ponte e delle opere adesso collegate. Raccolte le adesioni per nuove iniziative che verranno organizzate nel mese di maggio. I comitati messinesi prenderanno parte anche alla manifestazione del 18 maggio prevista a Villa San Giovanni. Un motociclista è caduto in una scarpata precipitando a 15 metri di profondità. L'incidente è avvenuto nei pressi della Mare Neve, in zona Lingua Glossa. L'uomo è rimasto cosciente fino all'arrivo della squadra dei soccorritori. Da un primo esame avrebbe riportato la frattura ad una gamba. C'è il rischio di una brusca frenata per il mercato del lavoro nel sud Italia. Lo stop agli incentivi sui contributi scadrà il 30 giugno e gli industriali temono che non venga prorogato. Maglio Viola. Stop dal 1 luglio di quest'anno agli incentivi per chi assume nel meridione del paese. Il 30 giugno scade infatti la misura nota come decontribuzione sud. Lo sgravio sui contributi costa 3 miliardi e 300 milioni all'anno, ma sparirà dalla lista dei benefici. Per le opposizioni si tratta di una scelta accelerata del governo che viene solo minimamente compensata dai provvedimenti del decreto coesione, ma il governo Meloni spiega che invece la misura straordinaria va autorizzata semestralmente da Bruxelles e quella del 30 giugno è soltanto una scadenza intermedia dell'autorizzazione comunitaria. Nel mondo delle imprese però c'è preoccupazione, come ha confermato a Il Punto Gaetano Vecchio, presidente degli industriali siciliani. Molte delle assunzioni fatte alle aziende nel periodo precedente, comprese quelle di marzo che danno questi dati positivi, sono legate a questo sgravio che sembrerebbe oggi non solo scadere a giugno, ma sembrerebbe un po' più timido il governo rispetto alla possibilità che ci sia un rinnovo. Per le imprese c'è il rischio che vengano meno contributi già previsti su assunzioni già operate e questo fermerebbe il buon andamento del mercato del lavoro che a marzo ha fatto segnare un incremento considerevole. Considerate che sostanzialmente ogni 3 assunti ne puoi assumere uno in più e secondo noi, non abbiamo degli studi esatti ma li faremo a breve come sistema Confindustria, una gran parte delle assunzioni al Sud Italia è avvenuto grazie a questo meccanismo. Per completare il quadro, la ZES, la zona economica speciale estesa a tutto il Sud, ma che ancora non è partita. Le ZES locali già esistenti si sono fermate, ma il nuovo meccanismo resta attualmente al palo. E adesso Catania, liquami a cielo aperto in via Santa Sofia, esasperati residenti che da oltre 20 giorni cercano di segnalare la perdita agli enti preposti, senza però ricevere risposte. Tonino De Mana. Una fogna a cielo aperto che nessuno vede da oltre 20 giorni tra l'esasperazione della gente che ormai non sa più a chi rivolgersi. Succede a Catania e il fiume che vedete scorre in via Santa Sofia all'altezza del Parco Gandhi. I liquami fuoriescono da questa botola e scivolano a valle, ammorbando l'aria e costringendo i residenti a stare barricati in casa. E fuori anche peggio, visto che i pedoni devono prestare attenzione anche agli schizzi delle auto in transito. È da più di 20 giorni che purtroppo nessuno è intervenuto e la situazione sta degenerando. Situazione igienico-sanitaria da terzo mondo, ma sconcerta soprattutto il silenzio da parte degli enti che dovrebbero intervenire, come conferma questa signora che da giorni, incollata al telefono, cerca l'interlocutore giusto per risolvere il problema. Da 20 giorni ho chiamato il numero verde del comune e non ho ricevuto alcuna risposta e mi sono preoccupata allora di contattare altri numeri di telefono segnalati. Ho incontrato gli operai della multiservizi di Catania che è in chiusura di cancello, per disperazione quasi mi sono rivolta a loro e ho detto ma scusate, chi è che si interessa del sistema fognario a Catania?
E loro mi hanno detto no, il comune di Catania non fa più questo servizio, ma lo fa la Sidra. Sono tornata a casa e ho chiamato la Sidra l'indomani mattina, però mi hanno dato 2 numeri di telefono, uno di un ingegnere e uno di un altro operatore, ma a nessuno dei 2 numeri ho ricevuto risposta. Piange il telefono e la fogna non ha pietà. Lungomare in festa, sport, cultura e solidarietà. I catanesi si riversano in strada per vivere una giornata all'aria aperta. Vediamo. Sport, cultura e solidarietà in una sola parola. Lungomare Fest. Ore 10. Scatta il divieto alle auto da Piazza Europa a Piazza Mancini Battaglia e i catanesi si riversano in strada rigorosamente a piedi, in bici o in monopattino. Le 2 corsie di marcia improvvisamente si trasformano in un unico percorso dove si va a destra e a sinistra, avanti e indietro. Noi abbiamo anche noleggiato la bici elettrica e siamo qui anche perché la giornata permette, è splendida, quindi ci divertiamo. Ci si ferma a respirare la brezza marina e c'è chi ascolta nuovi suoni. Noi facciamo un attimino silenzio, si sente la musica delle persone, ogni nota differente che compongono un concerto meraviglioso la mattina, il silenzio di tutto, soltanto le persone che parlano. Sente? È meraviglioso. Una macchina bianca si fa largo tra la gente, a bordo un automobilista particolare. C'è anche un autobus perché la cultura è sempre in movimento. Ma c'è molta curiosità. Noi questa iniziativa è da circa 10 anni che c'è, però le persone è come se non l'hanno mai visto, perché tutti i lungomari liberati che noi facciamo qua portiamo sempre quest'autobus per fare cose. Però la persona è sempre, affascinata da questa iniziativa. In Piazza del Tricolore anche l'autoemoteca dell'Associazione San Marco Donatori Volontari Sangue e la festa delle famiglie, con spettacolo di marionette, letture, racconti e laboratori per grandi e piccoli a cura dell'Associazione Famiglie Arcobaleno. Immancabili i mercatini artigianali ed il pallone. Rivive al teatro il mito dei Beatles grazie alla musica dei beatbox e all'avvincente racconto di Carlo Massarini, uno dei più amati giornalisti di musica in Italia. Eva Spampinato. Chiudete gli occhi, immaginatevi di essere in un'altra epoca. Vi siete all'inizio degli anni 60 e noi possiamo partire. Uno show che mescola magistralmente musica e racconti avvincenti di coloro che hanno rivoluzionato la storia della musica e non solo. I Beatles rivivono al teatro e Carlo Massarini, giornalista, conduttore e voce storica della musica in TV, è lo storyteller della straordinaria avventura dei 4 baronetti di Liverpool. Io racconto i Beatles naturalmente non dal punto di vista biografico, ma dal punto di vista di aneddoti, dal punto di vista di quello che è successo, di contestualizzazione di un periodo ormai anche abbastanza lontano. E i Beatbox, che sono una straordinaria tribute band, veramente uguale in tutto e per tutto all'originale, strumenti, vestiti, suoni, cantano. Massarini sceglie di raccontare i Beatles perché? Perché sono stati la più grande band della storia, perché hanno cambiato la cultura degli anni 60, perché nonostante siano passati 60 anni, sono comunque tornati al primo posto in classifica qualche mese fa. E la loro eredità, si è sparsa lungo migliaia di gruppi, quindi sono ancora perfettamente attuali. Magical Mystery Story Now and Then sarà in scena lunedì 6 maggio al Teatro Golden di Palermo e il 7 al Rivoli di Mazzara del Vallo. È un perfetto antidoto contro la banalità della musica contemporanea. Ci sono molti che portano i propri figli, i ragazzi, i bambini, e io credo che sia utile anche per chi sente i suoni di adesso, no? Mettere un attimo in prospettiva, perché nasce tutto 60 anni fa. A Palma di Montechiaro ieri si è svolta una serata di gala per la 4ª edizione del premio Gattopardo d'Oro. Tra i premiati anche Michele Placido, Katia Ricciarelli e Luca Barbareschi. Sentiamo il servizio di Davide Sardo. La Sicilia celebra la sua ricca eredità letteraria con il premio Gattopardo d'Oro, traendo ispirazione dal romanzo capolavoro di Tomasi di Lampedusa, che, rievocando con intensità e cognizione storica un'epoca di transizione, è oggi testimonianza e simbolo di resilienza e di progresso sociale. La piazza del Monastero delle Benedettine a Palma di Montechiaro è stata cornice di una serata di gala internazionale con ospiti e premiati di prestigio della letteratura, del cinema, dello spettacolo, della televisione. Questo ha un sapore
sapore straordinario perché io amo lo scrittore, amo queste zone perché la provincia di Agrigento per me è qualcosa. Ho appena recentemente finito il film su Luigi Pirandello, voi capite, per cui ho un attaccamento straordinario. L'onore è mio di essere qui, amo questa terra, quindi sono molto contenta di essere arrivata finora. Era da molto tempo che non venivo da queste parti e poi è una soddisfazione, insomma, ricevere un premio. È davvero un'emozione pazzesca, intanto per il grande legame anche affettivo che ho nei confronti di Tomasi di Lampedusa e del suo romanzo, perché per me è stato un punto di riferimento fondamentale ed rappresenta, a mio avviso, una delle voci più importanti per raccontare il Sud oggi. Un premio è sempre piacevole, ma soprattutto piacevole in Sicilia, una terra che amo molto. Sono un filicudaro doc che passa da Catania a Palermo da circa 45 anni praticamente ogni 2 mesi. La manifestazione, frutto della collaborazione con il Comune, è stata anticipata a maggio, proprio nella data in cui nel lontano 1637 fu posta la prima pietra di palma di Montechiaro da parte dei Tomasi. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Solo un pari per il Palermo che al Barbera viene raggiunto nel finale dall'Ascoli, finisce a 2-2, Rosanero adesso rischia nel 6° posto. Marco Gullà. Un pareggio che mette nei guai il Palermo al Barbera con l'Ascoli finisce 2-2 e i rosanero, in virtù delle vittorie di Sampdoria e Brescia, adesso rischiano di perdere proprio all'ultima giornata il 6° posto. Il solito Palermo in vantaggio per 2 volte, raggiunto altrettante volte dall'Ascoli in Maidomo. Mignani ha anche cambiato le gerarchie in porta, mettendo dentro Desplanche al posto di Piacelli, ma il giovane portiere dell'Under 21 nulla ha potuto in occasione dei 2 gol bianconeri. Il Palermo parte forte, pronti via Soleri, ape per Brunori che non sbaglia, rosanero in vantaggio e a braccio con tutta la squadra. Il Palermo gioca bene, sembra un'altra squadra. Al 13° grande occasione per Diachite che da ottima posizione riesce a non fare gol. Palla alta. L'Ascoli inizia a rendersi pericolosa, così al 27° arriva il pareggio. Celia, cross e Caligara di testa in sacca, nulla da fare per Desplanche. Ma la formazione di Mignani, contestata dalla curva nord, non si abbatte e così su questo gran bell'assist di Segre, Soleri di testa fa centro e riporta avanti il Palermo. Ripresa, ritmi che si abbassano, il Palermo prova un fraseggio ipnotico nei confronti dell'Ascoli che ha bisogno quantomeno del pareggio. Tra i marchigiani entra l'ex rosanero Nestorowski, si fa male Ranocchia al suo posto di Francesco, le 2 squadre si abbassano un po', Desplanche è sicuro su alcune conclusioni dei bianconeri come quella su Nestorowski. Occasionissima Palermo con Di Francesco, palla che sbatte sul palo e poi viene salvata sulla linea dal portiere dell'Ascoli, ma è clamorosamente l'Ascoli a trovare il 2-2 nel recupero con questo missile di Caligara, fischia al Barbera. Finisce così, il Palermo adesso ha un solo punto di vantaggio sulla Sampdoria e 2 sul Brescia. Se i rosanero vorranno mantenere il 6° posto dovranno vincere venerdì sera fuori casa contro il Sud Tirol che comunque non ha più nulla da chiedere al campionato. Il Catania ha prolungato il contratto al difensore Castellini sino al 2028, un bel segnale di programmazione alla vigilia dei play-off. Intanto la squadra si è allenata anche oggi, vediamo. È stata una domenica di lavoro per il Catania, nessuna pausa per i rossazzurri anche questa mattina. Si sono allenati e domani torneranno in campo per preparare il debutto nei play-off. Appuntamento al 14 maggio, prima gara della fase nazionale con avversario naturalmente ancora da conoscere. Intanto la società si muove e diventa un segnale anche in chiave futura il prolungamento di contratto per Alessio Castellini. Prima dei play-off la società Etne ha voluto estendere il vincolo con il promettente difensore fino al 30 giugno 2028. Vicepresidente Vincenzo Crella, nel commentare il rinnovo del 21enne, hanno confermato come la programmazione per la prossima stagione sia già iniziata e la società comunque vada a finire la fase dei play-off, ha intenzione di programmare un campionato importante e meno problematico, affidandosi a chi ha già dato ampia dimostrazione di affidabilità. Con il Catania, Castellini ha collezionato 80 presenze e 6 reti, indossando più di una volta la fascia di capitano.
Come te, squadra intanto prepara la seconda fase del torneo, le attenzioni sono tutte sullo staff medico che sta cercando di rimettere in piena condizione Sturaro proprio per dare il massimo, e anche Teio che fin qui ha dimostrato poco, davvero nulla. Zeoli e il suo vice Vanzetto devono tenere conto anche dell'assenza, almeno per la prima gara, dell'attaccante Marsura, che sconterà la seconda ed ultima giornata di squalifica dopo l'espulsione rimediata a Sorrento. E per questa edizione ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.